Sesta corsa dall'Arcoveggio, il centrale del pomeriggio, una ricca moneta, premio Radio International per cavalli di 4 anni. Beverly Trio non corre, come anche Big Ben dei Greppi. Lo schieramento: Belize Jet, Bangladesi, Betta Indal, Boston Trio, Blasco Reale in prima fila, Bat Ost, Briccone Bello in seconda. Favori per Bangladesi numero 3, Edoardo Baldi, macchina che accelera. Partiti con Bangladesi che fa valere il suo scatto iniziale, va su Belize Jet, prova a sopravanzarla, mentre al largo ha fatto partenza anche Betta Indal, che poi si accoda in seconda posizione, mentre Bangladesi insiste su Belize Jet, che replica per i primi 200 metri. Completata in 14,3, insiste all'esterno, Bangladesi prende vantaggio e dopo 300 metri esatti passa a condurre. Seconda posizione per Belize Jet, terza per Betta Indal, poi tutti gli altri in lunga fila indiana. Se ne vanno in 28,6, 400 iniziali, con leader la favorita Bangladesi, Edoardo Baldi in sediolo, Belize Jet in seconda posizione, poi sposta dalla corda Betta Indal per anticipare la progressione di Boston Trio dopo 600 metri in 44,2. Passaggio davanti alle tribune, leader sempre Bangladesi, in seconda posizione Belize Jet, migliora Betta Indal che avvicina la battistrada trascinandosi Boston Trio lungo la corda, guadagna una posizione Briccone Bello. Più indietro invece segue Bat Ost con all'esterno Blasco Real. Intanto 59 per i primi 800 metri di gara, con Bangladesi che continua ad andare via sul ritmo e completa 1 chilometro in 1,14 secco, 15 il parziale. Betta Indal all'esterno, Belize Jet che appare un po' in difficoltà a 500 dalla conclusione, mentre Betta Indal insiste all'esterno di Bangladesi che spara ora un 14,4. In terza posizione è passato Boston Trio, ma insiste ancora all'esterno Betta Indal su Bangladesi che è richiesta a 200 dalla conclusione. Completata l'ultima curva, ingresso addirittura d'arrivo, in vantaggio è Bangladesi, all'esterno insiste coraggiosamente Betta Indal, all'interno ha il open stretch libera Boston Trio, finale con Bangladesi che si difende, Boston Trio insiste sul palo, Boston Trio di precisione riesce a piegare Bangladesi, 1,13,9 il ragguaglio conclusivo, da rivedere ovviamente l'arrivo, ma l'impressione è che Boston Trio passi proprio a fil di palo. Ha dovuto faticare in fondo Boston Trio per aver ragione di una Bangladesi che sembrava un po' in difficoltà all'ingresso addirittura d'arrivo, invece si è ripresa alla grande. Boston Trio deve spendere, andiamo a rivedere le battute finali, e Boston Trio sul palo emerge comunque di una testa abbondante su una Bangladesi comunque molto coraggiosa e su una Betta Indal che finisce non discosta dopo percorso quasi interamente allo scoperto. La vittoria però che consegna il triplo a Marco Stefani, il doppio alla Scuderia Trio e a Paolo Leoni. 5-3-4, questo l'ordine d'arrivo ufficioso della sesta corsa Arcoveggio.